Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. E la linea torna a Giulio Cainarca. Eccoci qua, in collegamento dovremmo essere già con Carla De Bernardi per la nostra rubrica del lunedì, Storia di Milano, guida per curiosi e Ficcanaso e la Bibbia laica del lunedì, prefazione di Gian Giacomo Schiavi, edito da Iacabuc, presentato per un ciclo di incontri intitolato Finestre sull'editoria, in quel bellissimo luogo di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, proprio l'altro ieri a Milano alle 10:30, l'altro ieri mattina sabato, è stato presentato questo libro nella Biblioteca Nazionale Braidense, in quel di Brera a Milano. Posto bellissimo, tra l'altro. Intanto Carla, raccontaci tu tutto, anche in relazione a ciò che è venuto fuori sabato mattina, no? Sì, allora buongiorno a tutti, ciao Giulio. Allora, sabato è stata una mattinata bellissima, ti devo dire, perché quando si fa la presentazione di un libro dici sempre verrà qualcuno, non verrà, aiuto, come si fa se non viene nessuno? Invece avevano prenotato tante persone, perché ormai si prenota tutto, questa cosa dobbiamo ormai capirla, un tempo si andava, se c'era posto entravi, se non c'era stavi in piedi, adesso... Sì, ma è il lascito Covid che Esattamente, esattamente. E quindi non tutti hanno poi voglia di andare a prenotarsi sul web, non tutti capiscono. Sì, secondo me è un ostacolo in più, però insomma... Anche secondo me, tant'è che ho detto, figurati, non verrà nessuno, perché con questa storia della prenotazione, io per esempio sono una che recede spesso quando vedo che bisogna prenotarsi, e quindi ho detto non verrà nessuno. Poi è sabato, a Milano i milanesi sappiamo che vanno via, e invece c'era il pienone. C'era il pienone e vabbè, piccola annotazione commerciale di cui è contento il mio editore, abbiamo venduto tutte le copie e ce ne fossero state di più, ne avremmo anche vendute di più. Quindi devo dire che devo essere risultata convincente, perché alla fine tutti hanno voluto il libro. Molti ce l'avevano anche già, perché io ho così un po' un pubblico affezionato che mi segue. La direttrice della Braidense, che si chiama, te lo dico subito perché mi ha dato il biglietto da visita, Marina Zetti, è una persona deliziosa e sulle prime ero un po' tesa perché non ero riuscita a leggere il libro perché gli era arrivato tardi, eccetera. Poi si è rilassata ed è stata veramente carina, sia nella presentazione che nel raccontarci. Ha voluto lei raccontarci, prima che io cominciassi, dove eravamo, cosa stavamo facendo, eccetera, eccetera. E eravamo in un salone, che è la loro sala di lettura. Allora lei ha spiegato che loro hanno 18.000 accessi alla biblioteca all'anno e che è una delle biblioteche più grandi delle 45 biblioteche che esistono, una roba così, in Italia. E la biblioteca che raccoglie tutto ciò che viene pubblicato a Milano e provincia, cioè tutto quello che esce a Milano e provincia, una copia finisce alla Braidense. E hanno circa 1.800.000 libri, cioè, di cui alcuni antichissimi. La sala dove eravamo noi, che è la sala dei Gesuiti, perché Brera nasce come convento degli umiliati. Gli umiliati sono quei monaci che facevano i cosiddetti panni lana, cioè il tessuto di lana, che esportavano in tutta Europa, perché Milano durante il Medioevo esportava armi, esportava gioielli, esportava cuoio, esportava panni lana e poi importava altre cose ovviamente, che arrivavano anche dall'Oriente, no? Le spezie, la seta, eccetera. C'era questo scambio vivacissimo, cioè l'Europa esisteva già allora, non è che se la sono inventata i nostri. E quindi prima convento degli umiliati, gli umiliati verranno poi sciolti da Carlo Borromeo, perché uno di loro tenterà di ucciderlo, il frate Farina. E Borromeo, o forse Borromeo voleva, come si dice, incamerarsi il palazzo di Brera, perché lo trasforma nel palazzo dei Gesuiti. E infatti la sala dove noi eravamo, la sala di lettura, era la sala dei Gesuiti, con ancora un soffitto seicentesco bellissimo,
e delle librerie che poi sono in stile diciamo barocco, perché diciamo in stile cinquecentesco, al confine col barocco, ed è la sala più integra di tutta la Braidense, perché le altre, l'altra grande, dove adesso c'è una mostra sulla peste di Alessandro Manzoni, la peste di Carlo Borromeo, anche quella. No, aspetta, la peste di Borromeo è la peste di Federico Borromeo, o sto dicendo una scemenza? Scusa, la peste del 1630 è quella di Federico Sì, Borromeo. certo, il Cardinal Federico, sì. No, perché anche Carlo ha avuto la sua peste. Prima, nel 76, 1500, Esatto. sì, esatto. Tant'è che poi ha eretto a Milano, per ringraziare la fine della peste, ha eretto a Milano il Tempio Civico che c'è in via Torino. Quindi tu l'hai vista la mostra sulla peste in corso? Io ho dato un'occhiata, perché ovviamente avevo altro per la testa, poi quando abbiamo finito la Braidense chiudeva, però tornerò a vederla perché veramente merita. E quest'altra sala, anche lei tutta in legno con le librerie, vedi come invece ci sia un passaggio proprio di stile, perché sono invece molto più sobri e sono già in stile diciamo neoclassico, teresiano, no? Perché Maria Teresa è stata una delle protagoniste della Braidense, cioè credo che l'ha addirittura fondata lei, non credo che l'abbia addirittura fondata lei. Maria Teresa, lo sappiamo, è stata una grande innovatrice, cioè sotto di lei c'era la scuola primaria obbligatoria, ha fatto il catasto, veramente è stato un despota illuminato, si dice così, cioè era un despota e lo era anche suo figlio Giuseppe II, che lei associerà a un certo punto al trono, però erano dei despoti illuminati, quindi sotto la dominazione di Maria Teresa e Giuseppe II, poi associati appunto, Milano si stava bene. È la seconda dominazione austriaca che non piace, perché diventa una dominazione di controllo, di polizia, con Radetzky, col maresciallo, con il capo della polizia che si chiamava Prina, che finirà linciato durante le 5 giornate. Durante le 5 giornate il Prina lo vanno a cercare proprio in prefettura e lo buttano dalla finestra, no, lo trovano a casa sua, se non ricordo male, tipo in via Broletto, una roba così. Lo trovano, lo buttano dalla finestra e la folla inferocita, perché lo odiavano, lo prende a ombrellate, lo finisce a ombrellate. Pensa che fine atroce che fa il povero Prina, che fino a poco prima era invece riverito. Quando scattano le 5 giornate si capovolgono le forze, no, i rivoltosi, e quindi chi ha avuto posizioni di potere come lui è costretto a fuggire o viene, come nel suo caso, eliminato. Radetzky scappa durante le 5 giornate, va a Peschiera o in una di quelle, o a Legnago, in una di quelle 4 fortezze del quadrilatero, ma poi torna. E di nuovo avremo gli austriaci fino al 1959, no? E poi ci sarà il Regno d'Italia, eccetera, eccetera, tutta storia italiana. Per tornare alla Braidense, quindi la Braidense è nel palazzo che fu prima degli umiliati e poi dei gesuiti, poi anche i gesuiti vengono sciolti dal Papa Clemente qualcosa, E poi sappiamo che Napoleone scioglierà tutti i conventi, no? Sia di monache che di suore, che a Milano ce n'erano più di 100, cioè Milano pullulava di monasteri. E quindi anche i gesuiti finiranno per essere eliminati. Poi torneranno perché dopo Napoleone succedono delle altre cose. Comunque il Palazzo di Brera contiene la Biblioteca Braidense, per cui si accede da uno scalone bellissimo, molto monumentale, molto scenografico, e poi hai tutte queste sale, poi hai la sala di consultazione che è dedicata soprattutto a chi fa delle ricerche. A me è capitato di andarci per i vari miei libri. Chiedi un libro magari antichissimo, tant'è che è frequentata da studiosi di tutto il mondo, e ti metti lì e te lo consulti e poi lo restituisci. E C'è anche veramente un sito molto efficace anche. un sito molto efficace, hanno digitalizzato tutto, pensa, mi diceva la dottoressa Zetti. E quindi sì, Zetti, sì, perché mi confondo con la Paola Zetti, che è invece la conservatrice del museo, la Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro, che, guarda caso, ah no, quella è Paola Zatti, scusami, non Zetti, Zatti. Comunque Paola Zatti, conservatrice della Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro, ci azzecca molto con quello che stiamo dicendo, perché quella era la Villa Belgioioso,
dove andrà proprio in esilio Radetzky, perché a un certo punto Francesco Giuseppe si stufa di Radetzky, nomina al suo posto un altro, che si chiamava, non me lo ricordo, andate a cercarlo nel mio libro perché francamente non riesco a ricordarmi tutto e ogni tanto ho dei buchi. Comunque viene nominato un altro e Radetzky viene mandato a Villa Belgioioso a finire i suoi giorni, perché poi cadrà, per una caduta morirà. Radetzky si arrabbia molto quando Francesco Giuseppe lo spedisce, perché dice che è stato spremuto come un limone, dice che è proprio stato maltrattato, però Francesco Giuseppe era venuto a Milano, l'aveva incontrato e si era reso conto che era un po' rincoglionito, se vogliamo usare una frase poco gentile ma efficace. Tra l'altro Radetzky aveva una moglie da cui aveva avuto tanti figli, che era morta prima di lui, e una contessina Strassoldo, la famiglia Strassoldo, però lui si era innamorato di una lavandaia, e anche di questo il nome lo trovate nel libro, perché magari tu ce l'hai sotto mano, ma io anche il nome della lavandaia non me lo ricordo, e ha avuto altri 4 figli da questa qua, però non ha mai lasciato la moglie, perché evidentemente la moglie era appunto questa contessina di Strassoldo ed era la legittima, e ai tempi non lasciavi certo una situazione come quella per fare una fuitina con l'amante di ceto inferiore, e quindi lui se ne va a Villa Belgioioso e lì muore. Villa Belgioioso ha la Galleria d'Arte Moderna, che è un posto bellissimo, un altro posto, se non l'avete mai visitato, da andare assolutamente a vedere. Intanto perché sul retro ci sono i giardini di Villa Reale, perché è chiamata la Villa Reale, quella, la Villa Reale di Milano, molto più piccola di quella di Monza, ma altrettanto bella. La fece un architetto che si chiamava Pollack, in stile prettamente neoclassico, e infatti colonne, timpani e quant'altro, e sul retro c'è questo bellissimo giardino. Io ci andavo sempre quando abitavo in quella zona, perché portavo i miei bambini, e mia mamma mi ci portava prima, perché io ho abitato in quella zona tantissimo, e era vietato agli adulti, e lo è tuttora, pensa, poi adesso naturalmente chiudono un occhio, ma era vietato agli adulti frequentare il giardino di Villa Reale senza bambini, cioè se non ti presentavi al cancello con un bimbo non potevi entrare. E questi giardini sono bellissimi, c'è un laghetto, c'è un ruscello, ci sono i ponticelli, c'è un piccolo padiglione neoclassico, insomma è un amore, e si estende lungo i boschetti fino a Via Senato, da via Palestro a Via Senato. Adiacente alla GAM, dove c'è una collezione permanente meravigliosa di autori dell'Ottocento, i più importanti, e poi delle mostre temporanee. Tra l'altro hanno aperto lì da poco un ristorantino siciliano che si chiama Lu, e lì puoi andare a mangiarti delle arancine e delle cose così molto buone, non a buon mercato, quindi se non avete voglia di essere spennati non andate da Lu, ma però merita. Adiacente c'è il PAC è il padiglione d'arte contemporanea che era stato progettato da Gardella, dove che fu danneggiato pesantemente, perché ci ricordiamo tutti, ed è l'anniversario, è stato l'anniversario o lo è? Il 27 luglio, sì, 27 luglio del 93, al PAC esplose una tristemente famosa bomba, no? La Sì. bomba cosiddetta di Via Palestro, dove morirono in 5, perché lì cosa successe? Successe che c'era un signore, un impiegato, che tornava verso casa in bicicletta e si accorge che da una 1 bianca esce un filo di fumo. Vede passare una volante, mi sembra che fosse la Monza 3, la pattuglia, e li ferma, ha la prontezza dei riflessi di fermarli e di dirgli guardate, c'è qualcosa che non va, questa macchina sta bruciando, insomma, quel che è. Questo capo della pattuglia, il capo pattuglia, chiama immediatamente i vigili, come si chiamano, i pompieri, i vigili del fuoco, che arrivano da via Messina a Razzo, ma purtroppo
perché lui aveva capito che c'era un ordigno, quando lui ispeziona la macchina, arrivano i pompieri e lui si mettono intorno alla macchina per vedere dov'è l'ordigno e disinnescarlo, la bomba esplode e li fa fuori tutti e quattro. E ne fa fuori un altro che non c'entrava niente, poveretto. Tu pensa che i detriti di questa bomba volano per un centinaio di metri, li ritroveranno sul balcone di una casa lontanissima e una grossa lamiera, parte in direzione dei giardini pubblici e va a atterrare su un povero marocchino che si chiamava Moussafir Driss, che era uno che di giorno vendeva sigarette di contrabbando e la sera andava a dormire sulla panchina di Via Palestro. Quindi poverino dormiva veramente sulla panchina sbagliata, la sera sbagliata, perché si prende sta lamiera in faccia e muore. E quindi tutti questi qui, i vigili del fuoco e il capopattuglia e Moussafir Driss muoiono. Quella strage lì, quella notte, se vi ricordate, esplodono degli ordigni anche a Roma, alla Basilica aspetta, l'ho appena scritto, perché questa è un'altra storia che io sto raccontando in un altro libro, San Giovanni al Velabro, sì, a San Giovanni al Velabro e in un'altra chiesa a Roma esplodono degli ordigni, ma per fortuna quelli non fanno vittime, mentre a Milano sì. Sono le famose stragi di cui vengono ancora accusati a distanza di anni, vengono cercate le prove assurde per accusare Berlusconi, lo sai, no? Che ancora c'è chi non demorde dal volergli, si dice, attribuire la regia di quelle stragi. E mi sembra di ricordare che quando è stato arrestato di recente Matteo Messina Denaro, si è capito che il mandante era lui, no? Non l'esecutore, ma il mandante, a distanza di 30 anni, perché era il 93, siamo nel 2023. L'anno prima c'erano state delle altre stragi, c'era stata Via dei Georgofili a Firenze che aveva fatto dei danni tremendi, c'era stato l'attentato alla macchina di Maurizio Costanzo. Sì, certo. E le stragi del 93 sono quelle di cui oggi ancora si parla, volendo cercare di darne la colpa a chi, a mio parere, non c'entra niente, non è mai stato trovato niente, ma c'è ancora una fetta del giornalismo, più che altro, no? di politici, di una certa parte che vogliono continuare a credere e a cercare prove che siano stati Berlusconi e Dell'Utri a ordinare quelle stragi. Che poi a me sembra assurdo, perché avrebbero dovuto ordinare delle stragi? Con quale profitto, diciamo? Sì, cui prodest, veramente. Una cosa che io non riesco a capire. Comunque, per dirti, oggi abbiamo parlato della Breakdance di Brera, della GAM e del PAC, 3 luoghi di cultura a Milano. Milano è piena. Tra l'altro, siccome dobbiamo anche chiudere, mi è arrivato un messaggio che ci manda Loredana a proposito di Milano. Dice: come siete fortunati, dice questa nostra ascoltatrice, ad avere vissuto Milano nei suoi anni più belli. Io ho imparato ad amarla attraverso questi racconti di Carla del lunedì. Prima mi era indifferente. Ma dai, pensa che è venuto un nostro ascoltatore l'altro giorno, adesso non mi ricordo il nome perché c'era talmente tanta gente, gli ho fatto... no, poi la cosa bella è che è venuto un Ghisa, no? un vigile, il quale mi dice: mi fa una firma a Il Ghisa de Milan? E io ho detto: ma lei lo sa che io nel mio libro ho scritto perché vi chiamate Ghisa? Era tutto contento, lo sai perché si chiamano Ghisa? Spiega. Per la tuba, perché la loro tuba, la loro divisa aveva un cappello a tuba che i milanesi danno sempre i soprannomi a tutto. E quindi, siccome era di Ghisa, era come quella delle stufe, i vigili sono diventati Ghisa. Beh, Carla, comunque questo mi sembra un bellissimo complimento, quello che ci fa Loredana. C'era con me Andrea Cherchi, questo fotografo di Milano, l'altro giorno, e abbiamo, con delle sue foto meravigliose, aeree, anche lui ha raccontato la sua Milano e perché ama tanto Milano. Ha detto una cosa fondamentale, siamo ancora 30 secondi. Lui ha detto: Milano è bellissima, Milano va amata, la dobbiamo amare, e criticarla se non c'è una soluzione alle critiche è del tutto inutile. Cioè, chi fa una critica deve intanto essere preparato, sapere cosa sta dicendo, cosa che non succede mai, perché ormai siamo tutti urbanisti, no? Siamo tutti architetti, siamo tutti esperti di qualsiasi cosa, adesso anche di sottomarini, e dice: fai una critica, falla, ma proponi una soluzione. E di solito poi uno dice: ma la soluzione non spetta a me dirla. E Andrea ha detto: invece spetta a me perché se dico che qualcosa non va, devo anche sapere, intanto devo dire esattamente cosa non va, e poi spetta a me
cercare una soluzione, se no me ne lavo le mani. E allora sto zitto, faccio vedere solo la Milano. Allora Carla, intanto il nostro tempo è finito, ma io ti ringrazio davvero, quindi proseguiremo a far scoprire questa grande città che non è solo, come dire, una città, è un universo, come abbiamo È sempre un mondo, è un più universo. volte detto, perché ti apre tante prospettive, tante possibilità di andare in 1000 direzioni e conoscere tante cose. Grazie a Carla De Bernardi. No, grazie davvero a te. E a tutti davvero, coloro che scusa, ci mi hanno offrite un palcoscenico 15 minuti ogni mattina da più di 2 anni, cosa devo fare? Mica male, sai che è passato il tempo, non me ne sono neanche accorto, Carla. Sai che è più di 2 anni, eh? Eh sì, ma forse probabilmente hai ragione. Io col tempo ho un rapporto veramente indecifrabile perché Abbiamo non fatto riesco. un sacco di La piccola città, che era il cimitero. Eh sì. Ah no, scusa, dico un'ultima cosa. Se qualcuno è di Varese o di Samarate, di chi ci ascolta, Sì. venerdì a Samarate presentiamo il libro La piccola città, è inteso come Non ti scordar di me, la guida per curiosi e ficcanaso al cimitero di Milano, quindi quella che precede questo libro, perché c'è un piccolo festival letterario che si chiama Libri Diversi, è organizzato da Luca Macchi, è il secondo anno che ci vado e parleremo del cimitero e del libro Non ti scordar di me. Quindi se siete di Samarate e dintorni, guardate sul web. Venerdì 30 alle solite 21 a Villa non so che, una villa bellissima che c'è a Samarate, e c'è questo festival, questo mini festival di letteratura. Bene, grazie Carla, Grazie Giulio anche del tempo precedente. Un Abbiamo saluto sforato, come dicono. Sì, abbiamo sforato, ma Alessandro Panza che ci segue di buona sopportazione, di Bene, manica larga. grazie della sua pazienza. Ciao Giulio. Grazie a tutti. Ciao. Avete ascoltato La grande città con